Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, buongiorno, linea diretta, prima edizione del mattino, ne avremo un'altra più tardi, con noi collegata da Udine l'avvocato Esther Soramel, buongiorno. Buongiorno, Allora, buongiorno Omar. innanzitutto non parleremo di politica, perché magari qualcuno No, vede Esther Soramel e dice questo l'ha chiamata per parlare di Udine, no, i rifiuti li lasciamo stare, e parliamo di cose serie tutto Udine, invece. esatto. Parliamo di cose serie perché con consumatori attivi proprio nella giornata di ieri è uscito, abbiamo anche noi pubblicato tra l'altro proprio uno scritto di Esther Soramel, che è un noto avvocato, un noto avvocato, perché adesso bisogna sempre giocare con le vocali giuste, no? Però quello che conta, parliamo del discorso relativo a locazioni, affitti e via dicendo, perché c'è un po' di confusione a livello generale e giustamente le associazioni di categoria, in questo caso consumatori attivi, si stanno muovendo per far capire ai propri associati e non come, dove, cosa e quando e il perché. No? Allora Esther Soramel è specializzata proprio nel settore locazioni e via dicendo, ieri ha fatto uno scritto, allora volevo sentire dalla sua viva voce come bisogna comportarsi in questo periodo un po' particolare. Sì, effettivamente c'è parecchia confusione perché le locazioni all'università vengono definite come un contratto a prestazioni corrispettive, nel senso che il proprietario concede un bene in godimento il conduttore paga un corrispettivo. Ovviamente con il Covid questo sinallagma, si chiama così in termini giuridici, è venuto meno, si è spezzato. Si è spezzato perché a causa della pandemia il governo ha adottato delle misure per contenere la diffusione e ha sospeso moltissime attività e questo ha creato un cortocircuito, per cui abbiamo i conduttori che continuano a possedere e occupare i beni immobili, ma non potendo esercitare l'attività commerciale, l'attività sportiva, le loro attività, oppure essendo in difficoltà economiche, pensiamo alle locazioni ad uso abitativo, si vedono impossibilitati a pagare il canone di locazione. Qui ci si aspettava delle misure utili per contrastare realmente questo problema. In realtà le misure adottate hanno alimentato le tensioni tra proprietari e conduttori, quindi il governo non ha adottato delle misure adeguate e mi spiego meglio. Innanzitutto le misure sono state varate a singhiozzo, creando ulteriormente confusione, con continue variazioni. Nel primo lockdown, ricordiamoci, c'era solo il credito d'imposta per alcune categorie, escluse tutte le altre. Poi è stata ampliata la platea dei beneficiari del credito d'imposta, che però non calza a pennello per tutti i conduttori, perché se Chiaro. ho una partita... Possiamo fare, avvocato, se permetti, possiamo Sì, fare proprio anche per chi non è proprio addetto ai lavori, magari ha difficoltà a capire bene le cose, sì, no? Facciamo un esempio proprio banale. Il locatore o comunque la persona che ha in mano un immobile, eccetera, emette la fattura, perché è obbligato a emetterla la fattura mensile per la riscossione o viceversa per l'incasso dell'affitto. Però in effetti non può incassare diciamo così, il conducente dall'altra parte non può pagare, ma per lo Stato il locatore ha di fatto incassato i soldi. Però esatto.
però ufficialmente de jure non li ha presi, però per lo Stato i soldi li ha presi. Esatto, questo è quanto. Allora, il meccanismo del credito d'imposta poteva essere utile ed è utile per determinate attività economiche, cioè ho tasse e quindi vado a compensare direttamente con lo Stato. Quindi io pago il canone, ma lo Stato mi rimborsa, termine diciamo così per capirci, il 60%, oppure io questo credito lo posso cedere al proprietario in cambio di uno sconto. Questo meccanismo però non è così intuitivo. Prima di tutto non è obbligatorio, quindi è facoltativo. Io nella mia finora in questo anno mi sono trovata a difendere e ad assistere sia i proprietari che i conduttori di tutte le categorie e posso dire che c'è diciamo confusione generale e i contenziosi ci sono ovunque perché le norme non sono chiare e ben delineate, quindi si crea uno scontro. Nella difficoltà, anziché ridurre le difficoltà, sono state aumentate appunto con queste normative. E mi spiego ancora, ripeto, credito d'imposta può essere semplice oppure può diventare un motivo di ostacolo, perché se io sono un'associazione culturale non ho imposte da compensare con lo Stato, le posso cedere al proprietario che mi dice ma a me non interessa e quindi si crea subito una tensione per cui il proprietario esige il pagamento e il conduttore non è in grado di darlo. Il suggerimento è quello di stabilire, di arrivare a degli accordi, no, di conciliazione per una riduzione concordata del canone, trasmettendo queste scritture all'Agenzia delle Entrate, quindi registrandole senza pagare imposta di bollo. In questa maniera il conduttore ha uno sconto, il proprietario percepisce un canone ridotto, ma qualcosa viene percepito. Il problema è che anche qui per i canoni non percepiti c'è differenza tra locazioni abitative e non abitative, perché per quelle non abitative i proprietari pagano le tasse anche sui canoni non percepiti e questo non è corretto. Solo ultimamente, a forza di DAE, quindi dopo circa 9 mesi, il governo è forse riuscito a individuare uno strumento che fra l'altro era quello che suggerivano Confedilizia e il Sunia. Per una volta insieme le associazioni di categoria, di proprietari e conduttori, si erano allineate per suggerire al governo delle misure adeguate. E una l'abbiamo così, è stata appena introdotta con i ristori, che prevede un rimborso al proprietario, ok? Un bonus al proprietario pari al 50% del canone di locazione fino a un massimo di 1.200, perché effettivamente per arrivare ad aiutare i conduttori bisogna prima aiutare i proprietari. Cioè è così che viene conservato il sinallagma, perché se io aiuto solo i conduttori e non aiuto i proprietari, creo un danno ai proprietari, perché i proprietari non sono brutti cattivi tutti ricchi, sono in Italia le grosse immobiliari sono veramente poche, per il resto i proprietari sono persone, famiglie che magari hanno fatto un mutuo per comprare quell'appartamentino che gli garantisce un reddito e invece si trovano a non percepire il canone. Dalla padella alla brace. Esatto, e come se non bastasse, la vera sciagura è stata ed è tuttora la sospensione degli sfratti. Io capisco che è un momento difficile e che pertanto lo sfrattare non è sicuramente un'azione comprensibile in questo momento, però bisogna stare attenti perché la sospensione e la moratoria degli sfratti è la terza, quella inserita nel decreto mille proroghe, è la terza che sommata alle due precedenti porta a 16 mesi di proroga. Questo senza distinguere, ed è questa un po' la censura che in tanti abbiamo fatto, che rasenta anche l'incostituzionalità sotto alcuni aspetti, non distingue tra chi non paga il canone perché è in difficoltà e chi non lo pagava già prima dal Covid, perché questa misura
va a beneficio non tanto di chi realmente si trova ora in oggettiva difficoltà, ma va a tutelare molti furbi che già prima non pagavano e che adesso possono legittimamente continuare a non pagare e a occupare beni di altri con i proprietari che non possono non possono, si trovano senza difesa. Questo è l'incostituzionalità, sono privi di difesa, quindi il loro diritto, che tra l'altro è costituzionale, il diritto di proprietà è tutelato dalla nostra Costituzione, è completamente privo di tutela, per cui ci sono conduttori attualmente che possono continuare a occupare, magari danneggiare, non pagare e il proprietario non può fare nulla, o meglio, paradossalmente è costretto a fare lo sfratto per poterlo poi comunicare all'Agenzia delle Entrate e poter non pagare le tasse sui canoni non percepiti dopo la convalida, ma la convalida la mette nel cassetto e non la può eseguire fino a giugno. Quindi c'è una sproporzione tra le due posizioni. E chiaramente continuerà nel frattempo a ricevere i solleciti di pagamento da parte magari dell'Agenzia delle Entrate, che vuole a tutti i costi avere i soldi non le rate incassati del mutuo. perché nel frattempo per loro lui ha incassato sulla carta, no? Come si dice in questi casi. Quindi sì, c'è questa sproporzione, bisogna aiutare tutti, non creare ulteriori tensioni fra due tipi di categorie, quindi vanno adottati delle misure adeguate. Quella del bonus ai locatori è una buona idea, però è stata, diciamo, ne saranno beneficiari soltanto i locatori ad uso abitativo, soltanto nelle città ad alta densità popolare, per dire Udine è una fra queste, Certo. però sono escluse tutte le altre categorie, no? Quindi forse vanno adottate delle misure un po' con un metodo sartoriale per cercare di soddisfare e contemperare gli interessi e i diritti di tutti quanti senza lasciare nessuno indietro. Oltre al fatto, ripeto, che nessuno in questo momento si sente di locare, no, appartamenti, o poi sono completamente dimenticati affittacamere o gli studenti. Chi aveva gli appartamenti e li locava agli studenti universitari, quindi le locazioni transitorie, adesso con le lezioni sospese sono appartamenti vuoti. Una cosa, avvocato, se permetti, la cosa un po' assurda è che se addirittura un consulente legale in questo momento attraverso una rete televisiva sta tra parentesi denunciando delle cose assurde, mettiti nei panni di chi non ha alba di come muoversi, nel senso che se voi che avete tra parentesi gli strumenti per poter operare in difesa del vostro cliente perché il danno lo ha subito ed è dichiarato che l'ha subito, immaginiamoci trovarsi nei panni di chi proprio non sa come muoversi. Cioè veramente, come hai detto tu, siamo a livelli assurdi, no? Dove la legge c'è, ma le virgole, i punti possono cambiare la stessa sentenza, oppure, come hai detto, ci sono dei casi in cui uno deve andare a chiedere, fare carte bollate per mandare fuori uno forse fra un anno, no? Sì, io infatti mi sono trovata imbarazzata più volte perché nel momento in cui assisto il proprietario e non riesco a tutelarlo adeguatamente perché non ho strumenti nei confronti del conduttore, e sto parlando, ripeto, di conduttori che già prima non pagavano il canone, quindi non è che è una situazione emergenziale, qui c'erano altri problemi e non posso fare niente, cioè io ho il codice di procedura civile e devo dire al mio assistito: guarda, non riesco a tutelarti perché non c'è. Dall'altra parte ho conduttori che effettivamente sono in difficoltà, ma è difficile trovare l'accordo col proprietario perché alcuni sono ragionevoli, vengo incontro, e quindi abbiamo stipulato diversi accordi appunto di transazione, ma non mi sono servite le norme del governo, cioè siamo andati a buon senso, a ragionevolezza, quindi gli accordi li abbiamo creati insieme a tavolino
perché ripeto, il credito d'imposta per tutta una serie di categorie non è adeguato, senza dimenticarci che comunque in tutte le lettere di chiarimento dell'Agenzia delle Entrate l'ultimo capoverso è: e comunque l'agenzia si riserva di effettuare gli opportuni controlli e accertamenti. Quindi c'è sempre questa ansia, no? Perché dice, faccio giusto, ho compilato sbagliato il modulo, subirò poi un accertamento, oddio, devo ripagare anche le tasse, le sanzioni. Quindi c'è anche questo ostacolo, non tutti hanno la disponibilità, ripeto, le categorie, le associazioni sportive che godono di una fiscalità agevolata, piuttosto che le associazioni di volontariato, il credito d'imposta non è proprio uno strumento adeguato. Certo. Quindi perché devono andare, non hanno magari neanche l'IVA, e cosa hanno da compensare con lo Stato? Lo cedono al proprietario, il proprietario dice: ma a me cosa mi interessa? Chiaro, chiaro. C'è parecchia confusione e ripeto, lo sfratto, la moratoria sugli sfratti per me, non solo per me, insomma, che non sono nessuno, però ha dei grossi profili di incostituzionalità. 16 mesi di proroga, e se pensiamo che lo sfratto è un'azione esecutiva, no? Se si sommano magari decreto ingiuntivo e sfratto o altre procedure, o se allo sfratto segue l'opposizione del conduttore, quindi si crea un processo ordinario, insomma, si rischia in buona sostanza di superare il limite dei 3 anni della legge Pinto, quindi si va oltre i termini del giusto processo, quindi bisogna stare attenti quando si fanno queste proroghe, perché si rischia di violare altre normative. E ripeto, poi, come hai sottolineato tu nel tuo intervento, i furbetti non si sa perché la portano sempre fuori, chi non ha nulla da perdere la porta fuori. Nel caso invece in mezzo c'è una persona che effettivamente, come hai detto, ha difficoltà a pagare il canone di affitto per vari motivi, e questo magari si trova in mezzo a una strada perché ha un reddito, ha qualcosa, e dunque possono andare a prendergli tranquillamente diciamo così, la contropartita per saldare i conti, no? Sì, esatto, cioè non ci sono degli strumenti chiari, per cui ho il conduttore che è veramente in difficoltà, che chiede una riduzione, dall'altra parte il proprietario per X motivi non gli interessa avere la cessione del credito d'imposta, non vuole concedere il canone perché anche lui ha i suoi problemi. Dico, a me serve questo canone perché mi servono i soldi per pagare la rata del mutuo o altre situazioni. Quindi si crea un conflitto tra le categorie, no? Quella dei proprietari e quella dei conduttori, che si trovano incolpevoli in questa situazione. Sono entrambi vittime di una situazione che tutti stiamo vivendo, quindi non è che c'è una parte buona e c'è la parte cattiva. Purtroppo la pandemia ci ha colpito tutti quanti, quindi compresi i professionisti che vanno agli uffici in ordine ai quali devono pagare i canoni di locazione, quindi siamo tutti legati. Nel momento in cui si inceppa un meccanismo, una pedina, si inceppa tutta la macchina. Quindi io mi auguro che il bonus ai locatori, che è stato annunciato come una misura, insomma, il ministro ha già detto, proviamo, se va bene lo estendiamo. Sì, va esteso, ripeto, per aiutare i conduttori vanno aiutati i proprietari, e allora così il rapporto è chiaro, oltre al fatto che bisogna mettere mano al sistema fiscale, cioè io non posso pagare tasse per importi che non percepisco, perché è completamente insensato. Ma secondo te, Esther, onestamente, adesso parlando fra me e te senza nessun problema, secondo te il problema è dovuto al fatto della solita burocrazia, o perché il sistema Italia, soprattutto a livello burocratico statale, funziona così? Non voglio essere cattivo, perché giustamente non dobbiamo fare di tutto l'erba un fascio. Ci sono molti dipendenti pubblici che veramente lavorano, si fanno il mazzo dalla mattina alla sera, ma ci sono anche altri che sono imboscati e stanno lì solo a scaldare la sedia. Però comunque la cosa però importante è che comunque a fine mese
crisi, non crisi, pandemia o non pandemia, lo stipendio gli arriva comunque a fine mese. Allora la domanda nasce spontanea da profano e da cronista di provincia a cui il voyeurismo non gli si addice. Va bene così perché comunque campa a cavallo che l'erba cresce e non c'è nessuna intenzione di cambiare, oppure siamo in un momento di una fase di transizione dove dobbiamo studiare delle regole attraverso passaggi costituzionali e via dicendo per cambiare fra 20 anni? Allora, questa pandemia ha portato alla luce in maniera drammatica tutti i nodi e tutti i problemi e tutte le inefficienze del nostro paese, cioè proprio sono stati potenziati in maniera incredibile, sotto ogni aspetto, cioè non c'è un settore proprio che si salva, tutti, proprio tutti. Emerge un po' un problema che non è di adesso, ma che appunto è piuttosto atavico, una certa sciatteria anche normativa, cioè le norme che si scrivono ma non sono scritte bene e non danno luogo a 1000 interpretazioni, quindi quando si scrive una norma va scritta bene, possibilmente devono essere sintetiche. Certo. Però io voglio essere ancora non... più cattivo, nel senso, voglio proprio essere cattivo. Se io e te sbagliamo a scrivere qualcosa, il cliente a fine mese non ci paga, no? Perché abbiamo sbagliato noi, no? Ma Non ci guarda, a paga. volte No, no, non scusa, pagano neanche ti se fai bene. sì, ma al di là di quello, però se sbagli ancora di più, cioè gli dai ancora uno stimolo in più per non pagarti, no? Però dico, io e te comunque se sbagliamo, a fine mese i soldi di quella parcella, comunque vada, di quel servizio, via dicendo, non ci arrivano. Dall'altra parte tu dici, giustamente, se non scrivi bene le leggi, come faccio io, consulente legale, a dare un servizio completo al mio cliente quando la legge non è chiara? Però, ripeto, se quello che scrive le leggi sa che a fine mese gli arrivano comunque lo stipendio, che lui la scriva o non la scriva, i suoi 1.500, 2.000, 3.000 euro al mese gli arrivano, probabilmente io e te al suo posto faremo la stessa cosa, magari con la coscienza pulita ci mettiamo un po' più di impegno. Però se comunque sei tranquillo, a me a fine mese arriva lo stipendio, più di tanto non è che me ne possa fregare di meno, sarà la Cassazione, sarà chi vuoi tu, fra 20 anni a cambiare le regole, no? Mettendo invece il pepe e il sale in quel posto, probabilmente qualcosa si potrebbe migliorare, no? Allora, io svolgo una professione dove sono obbligata ad avere un'assicurazione professionale, questo la dice cioè, è già chiaro, no? Cioè se sbaglio pago e addirittura sono obbligata, e per fare in modo, per essere certa di poter risarcire il mio assistito, i miei assistiti, per un mio errore, grazie a Dio non è mai successo fino adesso, quindi spero che continui, quindi pago volentieri il premio della mia assicurazione sperando di non doverla mai esercitare, però è così, cioè c'è una totale garanzia, no, dei clienti, perché se sbaglio io pago. Questo principio non è condiviso in tutti i settori, no? Siamo i professionisti, l'imprenditore, il rischio è suo, c'è scritto nel codice Certo. civile che il rischio è suo e basta. È vero, ripeto, che con questa crisi si è acuita anche un po' un conflitto tra, diciamo così, il pubblico e il privato, tra chi ha partita IVA e chi non ha partita IVA, e anche questo non è corretto, perché non è che il pubblico è sempre inefficiente. Purtroppo il pubblico è un pachiderma che si muove in maniera lenta, spesso scordinata, continua ad essere sempre più pachidermico, malgrado tutti gli appelli alla semplificazione, alla digitalizzazione di qualsiasi cosa, e invece l'abbiamo visto anche con la pandemia, doveva bastare un click, no? Era così semplice, un click arrivavano i bonus, i ristori, le casse integrazioni. C'è gente che ancora non ha ricevuto nulla di tutto questo, quindi è la macchina che è troppo lunga e inceppata. E C'è un poi, vecchio detto, Esther, che dice che lo sport più praticato in Italia dopo il calcio è quello delle marche da bollo. sì, ma è vero, bisogna sempre passare per la domanda, per l'istanza, è tutto difficile,
Cioè è tutto sempre, ovunque, difficile. La prima risposta è sempre no, la seconda è vediamo, poi Ripassi. forse arriva, ripassa, riprova, Vai da ritenta. qua e ripassi. Cioè è veramente un po' uno stillicidio, no? Le 12 Certo. fatiche di Ercole. Poi Quindi qualcuno dice che quindi Totò e di Alberto Sordi non erano solo erano robe inventate, no, purtroppo sono sono false. documentari, Sono di fatto. documentari, sono d'accordo con te. Sono Sì. documentari scientifici, quindi sì, poi io penso alle commissioni parlamentari, ma ripeto, questo è un problema non di adesso, ma di sempre. Commissioni dove insomma, dovrebbero esserci tecnici, no? Cioè persone che se sono lì poi sanno. Chiaro. Penso anche ai miei colleghi che Mhm. fanno il salto della scrivania e entrano nelle stanze del potere. Ecco, ogni tanto c'è da chiedersi se entrando in quelle stanze vengono colpiti da improvvisa amnesia e non si ricordano istituti giuridici, non si ricordano come funziona un tribunale, come funziona un processo, e quindi assistiamo un po' a delle dichiarazioni o leggiamo dei testi che sono piuttosto, Certo. ecco, come dire, imbarazzanti. Quindi sì, ecco, se proprio devo dirla, e visto che siamo così, io e te, non ci ascolta nessuno, l'appello del presidente Mattarella a cercare i costruttori. Ecco, io ho il sospetto che i veri costruttori e i veri responsabili siano fuori dai palazzi del potere, non dentro. Sono fuori e sono quelli che lavorano e sono quelli che si sporcano le mani dalla mattina alla sera e che Certo. forse avrebbero più capacità di così dare una mano a questo dissestato paese. Certo che vedo questi costruttori, con tutto il rispetto parlando, indifferentemente dalle posizioni politiche o dalle maggioranze, ce li vedo con la cazzuola a far malta, no? Come si dice, non ce li vedo parecchio, no? Soprattutto con la bettoniera in parte, no? Esatto. Proprio perfetti, no? Basta vedere i personaggi, oppure della serie vengo da te, boh, aspetta, non c'è problema. Giovanni, per fare adesso dei nomi, no? Senti, adesso esci dal mio partito, vai da lei perché ci servono i voti, no? Così facciamo un gruppo parlamentare. Cioè veramente siamo, e poi ci lamentiamo, ripeto, torniamo al nocciolo di quello che stavamo parlando, insomma ci lamentiamo perché ci sono questi problemi a livello operativo, no? La gente purtroppo si lamenta solo per stupidaggini, perché purtroppo è vero, per le stupidaggini ci si scorda su Facebook, su Twitter, per un rigore non dato, per la VAR, il fuorigioco. Poi per le cose serie ridono, ma io in piazza li vedo in pochi, insomma, a protestare, no? Questo purtroppo è la realtà dell'italiano, un po' l'italiano è così, un po' atipico per sua natura. Eh sì, bisognerebbe essere un pochino più fermi e concreti, ma ripeto, poi su Facebook, sui social sono tutti tuttologi, no? Cioè la laurea in tutologia mi pare che sia la più diffusa. Certo. Però ecco, bisognerebbe focalizzare i problemi davvero. Ecco, se uno stato di emergenza, perché siamo in stato di emergenza, io mi aspettavo che in questo momento l'emergenza diventasse la scusa per prendere molte normative, a cominciare dal codice degli appalti, e fare op e buttarlo via e riscrivere. Cioè, siamo in emergenza, benissimo, si ragiona in emergenza, quello che c'era lo mettiamo da parte e doveva essere l'occasione per riscrivere tutto, cioè tirare una riga e ripartire. Invece D'altronde, così e poi non va. chiudiamo, e sono cose che sentivo 60 anni fa queste, no? Scriviamo, rifacciamo, cioè, mi pare che ho il problema o che non c'è la carta o manca l'inchiostro nelle penne o le macchine da scrivere, insomma,
si sono talmente arrugginite che non riescono a battere la carta. Poi chiudo un po' su una battuta, perché ci vuole, perché la satira purtroppo è vero, con la satira si capisce e si arriva al punto in cui si vuole arrivare, no? Nel senso, c'era una famosa imitazione di Alighiero Noschese che imitava Berlinguer come partito comunista prende la posizione contro l'Unione Sovietica per i dissidenti, però dice abbiamo scritto una lettera al compagno Brezhnev, ma aspettiamo di imbucarla. E guardate, chiede perché quando torneranno a funzionare le poste, no? Poi le bucheremo la lettera. Cioè, è satira, però tanto per far capire un po' come funziona questo Stato che veramente ha tutto, fuorché tutti i concetti. Però ripeto, fino a quando a qualcuno lo stipendio arriverà comunque a fine mese, tutto andrà avanti così, non ci saranno cambiamenti. Quando anche a queste persone comincerà il rubinetto a non erogare più il liquido, probabilmente qualcosa cambierà. Perché così, quando io ripeto, faccio ancora una provocazione, quando tu toglierai lo stipendio ai militari e alle forze dell'ordine, nel giro di 2 ore avrai carri armati per strada, vuol dire che qualcosa in Italia succede. Ma fino a quando non vai a toccare non succederà nulla, perché continueremo a vedere queste proteste, continueremo a vedere tanta aria fritta in giro, ma di concreto alla fine non succederà, perché non vai a toccare dove serve. Togliere 100 parlamentari non cambia la vita, ricordatevelo, perché comunque vada tutto quello che è il carrozzone Italia dietro, sono cambiali in bianco, e quelle persone che orbitano, no? Che nel mondo oscuro, quelle di prima o dopo verranno piazzate da altre parti, cioè togli 100, vabbè, vai a fare il consigliere regionale, ti metto a fare con le nuove province, eccetera, e questi chiaramente ci portano dietro il carrozzone. Allora, se noi andiamo veramente a colpire nella radice, l'albero o sta in piedi o cade, perché se l'albero è marcio lo tagliamo, se l'albero è buono lo salviamo, no? Come hai detto tu prima sul discorso di coloro che sono in affitto, la stessa cosa, no? Ci sono delle persone che ci marciano da anni senza pagare, perché non hanno nulla da perdere, c'è magari qualcuno che è in difficoltà economiche perché causa il lavoro eccetera, e quello magari viene segato perché comunque sanno dove andare a prendere i soldi, no? E funziona così purtroppo. Sì, è un fatto proprio di ingiustizia. Certo, io ringrazio Esther Soramel per la partecipazione e ci diamo appuntamento più avanti se ci sono novità anche extra di quello che abbiamo parlato oggi. E prima di chiudere però vi do una notizia di cronaca che ci ho appena giunta in redazione. Una scossa di terremoto è stata registrata ieri sera poco prima delle 23 a Barcis, con epicentro però a 6 km est-nord-est di Chies dal Pago, in provincia di Belluno, 2.5, questa è la magnitudo registrata, vi dico anche la profondità dell'ipocentro a quasi 10 km di profondità, per fortuna non si sono registrati né danni né persone ferite. Ripetiamo, 2.5 intorno alle 23 ieri sera è stata sentita bene a Bacis, ma l'epicentro in quel dal Pago è stata avvertita insomma nella zona, ma per fortuna nulla di grave. Noi ci diamo appuntamento per quanto riguarda friulitv.net linea diretta intorno alle 10.30 con un'altra finestra informativa e soprattutto un'altra pagina d'approfondimento. Grazie all'ospite, grazie a voi amici e amiche alla visione e all'ascolto. Parte la sigla e, come si dice dalle nostre parti, mandi alla prossima. Mandi. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, quando il Made in Italy è vero Made in Italy.